Buongiorno e benvenuti su shritalia.com, il nostro canale di informazione che, come sapete, abbiamo riattivato dal 1° ottobre di quest'anno per tenervi aggiornati su tutte le novità che riguardano il mondo del lavoro. Ce ne sono molte e anche oggi vedremo, partendo dalle novità dell'ultima ora, diversi gli aspetti interessanti. Ci sarà poi una parte, come sempre, dedicata alle domande e alle risposte e infine una segnalazione dal nostro magazine Laborability. Ma partiamo allora con le novità dell'ultima ora. La prima notizia non poteva essere che questa, di cui è stato dato ampio risalto in tutti i quotidiani, è la prossima entrata in vigore del nuovo DPCM, il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che entrerà in vigore il 4 dicembre, i cui contenuti però devono ancora essere definiti in via appunto ufficiale, ma da quanto trapela pare essere chiaro che la linea del governo è abbastanza rigida e quindi sembrano confermate le limitazioni per il periodo natalizio, con il coprifuoco sempre alle ore 22 anche a Natale e Capodanno. Pare altresì confermata, anche se su questo si sta discutendo, il divieto di spostamento tra le regioni, che dovrebbero comunque per Natale diventare tutte gialle, ma appunto l'intenzione del governo è quella di limitare gli spostamenti interni, mentre restano dei dubbi, come sapete, sulla chiusura degli hotel nelle aree sciistiche, e un altro dubbio che resta è quello che riguarda l'apertura delle scuole in presenza a partire dal 14 dicembre. Confermate invece anche l'estensione dell'apertura dei negozi punti vendita sino alle ore 21. L'intento del governo è quello di garantire l'esercizio dell'attività di vendita, evitando per quanto possibile gli assembramenti. Ovviamente non appena verrà pubblicato il nuovo decreto ve ne daremo conto, ma queste le principali novità. Un'altra novità interessante, o meglio uno studio che però ha richiamato la nostra attenzione, riguarda l'utilizzo della tecnologia nel mondo del lavoro. Questo periodo ci ha insegnato che la tecnologia è fondamentale, ma anche per le attività più prettamente manuali gli studi si stanno moltiplicando. Qui vedete riportato un articolo del Sole 24 Ore in cui si parla di una prova di collaborazione tra operaio e esoscheletro. Gli esoscheletri quindi sono delle strutture che potrebbero essere utilizzate proprio per alleviare la fatica del lavoratore, e secondo questi studi ci sarebbe un calo del 30% del carico sulla spalla, quindi tutto il tema ovviamente della movimentazione manuale dei carichi e di tutte quelle attività che con il passare del tempo possono avere un impatto fisico sul lavoratore. Vedremo se effettivamente questo sarà lo scenario possibile del futuro. Andiamo poi a vedere una serie di notizie che riguardano invece i famosi decreti ristori. Come sapete siamo arrivati al decreto ristori quater. Oggi pomeriggio peraltro ci sarà un incontro di approfondimento tenuto da Enrico Cavinato, ma andiamo a vedere un po' di punti che restano in sospeso, che comunque sono di maggiore interesse. Innanzitutto sospesi fino al 16 marzo 2021, come sapete, i versamenti fiscali, quindi qui facciamo riferimento alle ritenute e alle addizionali regionali e comunali, e previdenziali in scadenza a dicembre. I commercialisti hanno già dichiarato che è insufficiente la proroga al 10 dicembre per l'invio delle dichiarazioni fiscali. Vedremo che cosa succederà e se ci sarà un'ulteriore proroga rispetto anche all'invio di questa documentazione. Quello che preme sottolineare è che questa è una mera sospensione, quindi non è una cancellazione del versamento, ma una mera sospensione, una sorta di dilazione del pagamento che al momento attuale è previsto a far data dal 16 marzo 2021 in un'unica soluzione o in 4 rate. E chi riguarda questa misura, sapete che le misure sono diversificate a seconda che le attività siano state integralmente sospese, diciamo così, a prescindere dalla zona di appartenenza della regione. Penso quindi alle palestre, ad esempio alle piscine, e in questo caso appunto la sospensione opera. Oppure se si tratta di attività specifiche che sono state sospese per effetto dell'appartenenza alla zona arancione e alla zona rossa, e quindi pensiamo alle attività dei bar e dei ristoranti, o ancora
alle attività di cui al famoso allegato 2 del decreto Ristori Ter, che aveva individuato una serie di attività ulteriori che appunto venivano in qualche modo colpite per l'effetto dei DPCM che si sono susseguiti. Il riferimento va ai tour operator e alle agenzie di viaggi. È importante sottolineare che si fa riferimento alla data del 26 novembre per verificare se una regione appartiene alla zona rossa, gialla o arancione. Quindi, per capirci, anche se Lombardia, Piemonte e Calabria sono diventate arancioni a partire dal 29 novembre, per loro comunque opera la sospensione in quanto alla data del 26 novembre erano zone rosse. Un altro chiarimento importante, e avevamo già nel corso dei nostri seminari evidenziato un po' l'incongruenza della previsione, sono rinviati i contributi ma non già il versamento dei premi INAIL. Quindi il rinvio riguarda i contributi previdenziali e assistenziali in scadenza al mese di dicembre, e invece i premi INAIL sono da considerarsi non interessati dal differimento e quindi dovranno essere regolarmente corrisposti. L'INPS poi è intervenuta in materia di esonero alternativo agli ammortizzatori sociali con un messaggio che è il 4487 del 27 novembre 2020 e ha appunto fornito delle ulteriori indicazioni per ciò che riguarda la fruizione dell'incentivo alternativo alla fruizione degli ammortizzatori sociali del decreto di Ferragosto, cioè il decreto 104 del 2020. Che cosa ci dice l'INPS? L'INPS chiarisce che la possibilità di beneficiare l'incentivo anche con le competenze riguarda anche le competenze di dicembre 2020, quindi con il flusso Unimens inviato entro il 31 gennaio, e in secondo luogo chiarisce che la possibilità di accedere all'incentivo riguarda anche quei datori di lavoro che a maggio e a giugno 2020 avevano sì fruito degli ammortizzatori sociali, ma degli ammortizzatori sociali gestiti dai fondi dall'FSBA, quindi dai fondi dell'artigianato. Vi invito quindi a consultare la circolare perché appunto questi sono chiarimenti sicuramente importanti. Come vi anticipavo, oggi pomeriggio ci sarà un seminario dedicato proprio a tutto il tema dei decreti ristori. Ormai siamo arrivati al decreto ristori quater, sarà tenuto dall'avvocato Enrico Cavinato, e vi segnalo alcune già importanti novità. La prima la vedete riportata nella slide in sovraimpressione. L'articolo 23 del decreto ristori quater istituisce un cosiddetto fondo perequativo. Cioè per coloro per i quali è stata disposta al momento la semplice sospensione, l'abbiamo detto che al momento è una sospensione del versamento dei contributi e delle ritenute, è previsto un fondo di 5,3 milioni di euro per coloro che subiranno una diminuzione di fatturato, quindi una perdita degli incassi, i cui parametri dovranno essere definiti poi da successivi decreti, che potrebbe condurre anche all'esonero totale o parziale dei pagamenti fiscali o contributivi sospesi e prorogati. Quindi diciamo che la norma potrebbe aprire, o meglio apre lo scenario a un possibile mini condono, ma ovviamente bisognerà attendere di capire quali sono i parametri di riferimento che verranno successivamente adottati per capire effettivamente in che condizioni si può fruire della cancellazione in sostanza del pagamento. Altre segnalazioni importanti che riguardano il decreto ristori quater riguardano l'ampliamento dei codici Ateco, quindi le attività che possono condurre alla richiesta del ristoro sono state ampliate, e significativo l'ampliamento che riguarda gli agenti e i rappresentanti di commercio, che quindi a oggi sono inclusi. Vedremo comunque nel pomeriggio appunto di oggi tutti i dettagli di queste nuove misure. Le norme spesso poi si sono accavallate, quindi oggi cerchiamo di dare un quadro chiaro per quanto possibile di tutti gli interventi e di tutti gli aiuti che sono stati a oggi predisposti. Consideriamo che con i primi 3 decreti vi era stato uno stanziamento di aiuti pari a circa 10,1 milioni di euro. Con il decreto ristori quater appunto è stato istituito anche questo fondo perequativo di oltre 5 milioni,
e vi è l'intenzione di governo con lo scostamento di bilancio di arrivare ad aiuti per complessivi 40 miliardi di euro. Vediamo se questo sarà effettivamente un obiettivo che verrà raggiunto. Vi ricordo poi invece che domani ci sarà un altro webinar sempre dalle 15 alle 16 che farà riferimento a tutto il tema della tecnologia, quindi app e social media, le regole per chi lavora e per chi deve lavorare a distanza. A condurlo sarà l'avvocato Gianluca Germani. Passiamo ora alla seconda parte con le domande e le risposte. Prima domanda sul Fondo Nuove Competenze. La estensione dell'applicabilità a tutto il 2021 per favorire percorsi di ricollocazione significa, ci viene chiesto, che si potrà somministrare la formazione per tutto il 2021? Risposta. L'ANPAL ha stabilito che la formazione si possa collocare in tutto il 2021, ma la durata del percorso comunque si deve esaurire nelle 250 ore in 90 giorni, che possono aumentare a 120 se la formazione è erogata dai fondi interprofessionali. Seconda domanda. Per l'esonero contributivo, se non ho chiesto la cassa per le 9 più 9 settimane e non ho chiesto nemmeno la cassa per le 6 settimane successive, posso avere lo sgravio contributivo per il doppio delle ore di cassa integrazione di maggio e giugno per la cassa delle 9 più 9 e anche le ore di cassa di giugno per la cassa delle 6 settimane? Oppure si può scegliere una o l'altra opzione? La domanda quindi dice, in sostanza, l'esonero può essere cumulativo o alternativo a prescindere dal fatto che io non abbia mai fruito della cassa? Risposta. In verità l'esonero può essere cumulativo, quindi se non si accede alla cassa del DL 104 e nemmeno a quella del DL 137, si possono utilizzare ambo gli esoneri. Terza domanda. Definizione di contatto stretto. Si parla di un contatto faccia a faccia per almeno 15 minuti. Ci viene chiesto, il contatto è senza o con gli appositi DPI, cioè la mascherina? Risposta. Il Ministero della Salute definisce contatto stretto il contatto appunto di una persona che ha avuto un contatto diretto faccia a faccia con un caso Covid a distanza minore di 2 metri per almeno 15 minuti senza mascherina. Queste sono solo alcune delle domande che riceviamo nel nostro canale espertolavoro.com che potete ovviamente contattare per ogni dubbio e i nostri professionisti vi daranno una risposta. Passiamo ora all'ultima parte, storie, interviste e pillole di lavoro. Come sapete il nostro magazine Lavorability raccoglie una serie di articoli di interesse per il mondo del lavoro con un linguaggio però semplice e accessibile a chiunque, evidenziando anche alcune interessanti novità e peculiarità, diciamo così. Oggi l'articolo che vi segnalo riguarda quella che è stata definita la Learning Agility, cioè la capacità e la necessità che i lavoratori appunto mettano a frutto le proprie performance attraverso anche l'utilizzo dello strumento informatico. Quindi una capacità di apprendimento che permette alle persone e ai gruppi di affrontare situazioni impreviste, migliora le performance, il benessere organizzativo e la comunicazione interna. Il 76% degli HR intervistati la conosce, ma solo il 41% delle aziende la sta applicando. Quindi vi invito a leggere l'articolo perché è molto interessante e può dare spunti di riflessione sull'organizzazione del lavoro all'interno della propria azienda, tenendo conto anche di questo aspetto, cioè la capacità di organizzare e di affrontare gli imprevisti, appunto quella che viene definita Learning Agility. Io per oggi ho concluso, vi saluto, vi invito a seguirci anche domani, sempre alle 12, vi auguro una buona giornata.